Bene, allora possiamo dare avvio a questo nostro incontro, magari cominciando un po' dalle... io vi farei vedere questa... Mi pare che non stia registrando. Ma io ho il rec qua, registra? Registra. Perfetto. Sì, prima l'aveva sulla foto, adesso l'ho messo in angolo, va bene, perfetto, scusi. Niente, nessun problema. Io vi farei vedere così, ecco, intanto per partire, eccolo qua. Si parlava l'altro giorno di chi ha bombardato di più a Gorizia. Ecco, questo qui un po' mi pare che sia una foto abbastanza significativa per chi conosce Gorizia. Questo è il seminario di Gorizia, quindi chi l'abbia bombardato io non lo so, senz'altro entrambi, proprio perché si trova in una posizione molto esposta, quindi per dire effettivamente che le distruzioni furono enormi e furono fatte dagli uni e anche dagli altri. Se mi permette, io volevo dire l'80% delle distruzioni, dell'80% sono stati gli italiani in 13 anni, in 13 mesi, scusi, e hanno bombardato a questo punto principalmente conventi e tutte quelle cose più massicce, fabbriche, caserme ce n'erano poche, e quindi hanno preso anche il seminario. Sì, che è una posizione molto... sì, ma è bombardato dalla parte italiana, no? Vedete sì. Vabbè, comunque diciamo entrambi hanno fatto la loro parte. Dunque, io adesso state vedendo la foto perché io non riesco a capire, oppure vedete me? Vediamo lei, non c'è più la foto. Ah, perfetto, bene. Allora, questa sera così io vi parlerò della parte, fra virgolette, politica del primo dopoguerra, proprio perché la guerra e le conseguenze che ebbe portò come conseguenza anche diciamo un cambiamento profondo nei rapporti di forza fra i partiti. Infatti assistiamo in queste terre da un lato al crollo del forte movimento cattolico, alla frantumazione del partito liberale che dà vita a diversi gruppi politici e alla crescita enorme del partito socialista. Naturalmente queste profonde modificazioni non sono solamente locali, perché un po' le stesse cose avvengono anche a livello nazionale a conclusione della guerra. A livello nazionale il partito che aveva governato sia prima della guerra che governerà l'immediato prima dopoguerra era il Partito Liberale, che aveva come suo capo riconosciuto Giovanni Giolitti, che appunto nell'immediato primo dopoguerra subirà un tracollo elettorale. Al contrario, si cresceranno in Italia i due grandi partiti popolari, il Partito Socialista che già esisteva prima e il nuovo partito che si forma all'indomani della Prima Guerra Mondiale, cioè il Partito Popolare, erede del mondo cattolico. Se vi ricordate, prima della guerra c'era stato il famoso patto Gentiloni, in base al quale i liberali diciamo, ottenevano anche i voti dei cattolici, in quanto questo era il modo per diciamo, accettare ancora il divieto papale per i cattolici, il divieto papale di partecipare alla vita pubblica, e quindi era un modo per contrastare un po' l'avanzata del partito socialista. Quindi nel primo dopoguerra si costituisce un partito nuovo, il Partito Popolare, che era appunto il cui primo segretario era Don Sturzo. Ecco, io vi farei vedere, ecco, questo è Giovanni Giolitti, quindi
il leader riconosciuto del partito liberale. Questo invece era il leader più famoso dei socialisti, Filippo Turati, anche se vedremo che nel primo dopoguerra la sua corrente, cioè la corrente riformista, sarà solamente una delle correnti del Partito Socialista, anzi quella minoritaria. E il terzo gruppo politico, quindi era, come dicevo, si costituisce questo nuovo partito, il Partito Popolare, che era appunto il cui primo segretario sarà Don Luigi Sturzo, che vediamo in questa foto assieme ad un altro importante personaggio che sarà Alcide De Gasperi, ex deputato cattolico al Parlamento di Vienna, che diventerà appunto il leader della Democrazia Cristiana nel secondo dopoguerra. Come dicevo, nel primo dopoguerra però si assiste a questi profondi cambiamenti nazionali, e questi profondi cambiamenti nazionali si misurano alle elezioni del 1919, che sono le prime che avvengono in Italia, ovviamente dopo la prima guerra mondiale, e sono le prime che avvengono dopo l'introduzione del suffragio universale maschile. La legge sul suffragio universale maschile viene approvata un mese dopo la conclusione della guerra, nel dicembre del 18, e quindi nel 19 si vota per la prima volta con il suffragio universale maschile. Ricordiamo che in Austria avevamo visto la legge che introduceva il suffragio universale maschile fu varata nel 1907, e grazie proprio a questa legge che il movimento cattolico nella contea di Gorizia riuscirà ad ottenere la maggioranza dei voti e soprattutto 2 deputati su 3 nel collegio della parte italiana, proprio grazie al voto massiccio dei contadini di queste terre. Ebbene, le elezioni del 1919 sanciscono in Italia il crollo del Partito Liberale e dei partiti suoi alleati con cui aveva governato l'Italia per tanti anni prima della guerra e governerà per 1 anno e mezzo, 2 dopo la conclusione della guerra, e l'ascesa invece dei 2 partiti popolari. Infatti queste sono le elezioni politiche del 19, i risultati. Diciamo fra parentesi che nelle nuove province, quindi nelle nostre terre, non si vota nel 1919 perché di fatto ancora queste terre non erano state annesse all'Italia, quindi erano ancora in piedi le trattative sui confini, e il trattato di Rapallo sarà sottoscritto alla fine del 1920, quindi praticamente in queste terre non si vota per le elezioni politiche del 19. Quindi, come vedete, il primo partito che ottiene più voti in Italia è il Partito Socialista, che ottiene addirittura il 32% dei voti e 156 seggi. Il secondo partito è un altro partito, è il Partito Popolare, quindi di ispirazione cattolica, quello di Don Sturzo, che ottiene il 20% e 100 deputati. Invece le liste liberali, il Partito Democratico Sociale, il Partito Liberale, che avevano governato l'Italia fino a quel momento, ottengono, diciamo, una grossa sconfitta elettorale, vengono praticamente dimezzati, sia come numero di voti che come numero di seggi, tanto che nel Parlamento italiano perdono la maggioranza, quindi ogni riferimento naturalmente alla situazione attuale in Italia è puramente casuale, ma anche allora i liberali che si apprestavano a varare nuovi governi dovranno diciamo varare dei governi che non avevano i numeri di maggioranza in Parlamento, tanto che per varare
i vari provvedimenti si dovevano trovare delle maggioranze diverse di volta in volta. Quindi a livello nazionale c'è questa grande modifica dei rapporti di forza, che è un po' la stessa che succede, che è la stessa che si verifica in queste nostre terre. Ecco, è interessante questo manifestino propagandistico del Partito Socialista, che spiegava e che fa capire anche com'è che si votava allora, che spiegava agli elettori come si faceva a votare. Stiamo parlando appunto della prima volta che votano tutti i maschi, quindi votavano anche coloro che precedentemente non lo potevano fare, quindi coloro che non avevano un titolo di studio, quindi le masse popolari vanno a votare. C'è da dire anche che in quella circostanza votarono in Italia poco meno di 6 milioni di elettori, che rappresentavano più o meno quasi il 60% degli aventi diritto al voto, quindi gli uomini maggiorenni. Ed è interessante perché le schede elettorali venivano fornite direttamente dai partiti, e il cittadino nei seggi trovava queste schede già votate con il simbolo, in cui si poteva aggiungere anche il nome di preferenza, e infatti come vedete qui il cittadino si recava al seggio, andava dal presidente, il presidente gli consegnava una busta aperta. L'elettore andava nel seggio, nella cabina, inseriva dentro la lista del partito prescelto, incollava la busta e la consegnava al presidente di seggio. Quindi era un sistema un po' particolare, quindi, per cui erano gli stessi partiti che fornivano queste schede elettorali con i simboli ciascuno del proprio partito. Ecco, come dicevo, ecco, qui siamo a Kaunas. Quello che vedete al centro è Don Faidutti, il maggiore esponente del movimento cattolico prima della guerra. Ecco, la novità più importante, più rilevante che si registra nel primo dopoguerra a livello politico è proprio l'imprevisto e improvviso crollo del movimento cattolico in queste terre. Il movimento cattolico, che ricordiamo eleggeva 2 deputati su 3, tramite Faidutti governava anche la dieta provinciale, e soprattutto aveva messo in piedi questa grande federazione dei consorzi agricoli e delle casse rurali, che era formata da oltre 100 di queste fra cooperative, latterie sociali, banche, presenti su tutto il territorio della contea, e che contavano oltre 10.000 associati, quindi diciamo un movimento presente su tutto quanto il territorio, che otteneva appunto alle elezioni politiche grandi consensi. Ecco, perché il movimento cattolico da un momento all'altro non riesce più a riprendere l'attività? Le cause sono diverse, ma io dico riconducibili a 3 principali ragioni. Innanzitutto il fatto che il vecchio gruppo dirigente del movimento cattolico è disperso, è costituito in buona parte da preti, da parroci. Come abbiamo già detto, molti preti non riuscirono a rientrare nelle loro parrocchie perché le autorità militari italiane lo impedirono, oppure furono trasferiti in altre zone.
e gli stessi due principali esponenti, Faidutti e Bugato, per i due deputati, non potranno rientrare in questi territori. Per cui viene disperso il gruppo dirigente e soprattutto anche la seconda ragione, la crisi economica che investe queste terre all'indomani della guerra, di fatto provoca il fallimento delle casse rurali e la chiusura, il fallimento anche delle varie cooperative agricole che in mancanza di finanziamenti non riescono più a riprendersi nel primo dopoguerra. Ed inoltre, come avevamo anche già, qualcuno aveva sottolineato anche un'altra volta, il movimento cattolico non può più contare sul sostegno, sull'aperto sostegno da parte del governo austriaco, quindi anzi si trova a dover diciamo fronteggiare, chiamiamolo così, l'aperta ostilità delle nuove autorità italiane, che rimproveravano appunto il movimento cattolico, anzi lo accusavano di essere ancora austriacante, quindi antinazionale, quindi discriminavano in ogni modo l'attività del movimento cattolico. Ma soprattutto quello che non riusciranno a fare i cattolici sarà quello di continuare a mantenere l'iniziativa politica nelle campagne, dove avevano riscosso negli anni precedenti i maggiori consensi, e quindi non saranno in grado di guidare le lotte contadine che non solo in queste terre ma in tutta Italia verranno portate avanti dai contadini per la conquista dei patti colonici, per l'ottenimento delle terre. Questo avviene sia da noi, ma un po' è un fenomeno molto ampio che si estende in tutto il paese, con l'occupazione della terra e con movimenti contadini molto consistenti. E i cattolici in pratica in questo modo diciamo permetteranno o favoriranno la crescita del movimento socialista, che comincerà a costituire nei vari paesi le leghe rosse e le leghe contadine rosse, e porterà i contadini alla lotta per ottenere il patto colonico. E questo avviene, questo processo avviene nel nostro territorio, contrariamente a quanto avviene anche nella confinante provincia di Udine. La confinante provincia di Udine, quindi una vecchia provincia italiana, si costituiranno sia le leghe rosse socialiste, ma soprattutto quelle bianche, cattoliche, popolari, che saranno le protagoniste nella vicina provincia di Udine delle grandi lotte appunto contadine del primo dopoguerra. Quindi mentre nel Goriziano, nell'ex contea principesca, i cattolici non sono in grado di mettere in piedi un'organizzazione contadina che possa promuovere le lotte nelle campagne, la stessa cosa non avviene nella vicina provincia di Udine, invece, dove i cattolici, il Partito Popolare, metterà in piedi un forte movimento contadino. Come dicevo prima, i cattolici perderanno il contatto con il mondo contadino, anche perché tutte quelle cooperative, quelle latterie sociali che avevano tenuto assieme il mondo agricolo, non si riprendono nel primo dopoguerra. Ci saranno sì dei tentativi fatti da Pio Maier. Pio Maier era il direttore della vasta organizzazione dei consorzi agrari cattolici, cercherà di mettere in piedi di nuovo le cooperative, di ricostituire, di rifondare le casse rurali, ma di fatto questa operazione non andrà in porto, tanto che la Federazione dei Consorzi verrà commissariata e di fatto non riprenderà più l'attività, e quindi verrà posta in liquidazione.
Mi ero soffermato su questa foto di Faiduti proprio perché Faiduti non potrà rientrare nelle nostre terre, forse l'avevo anche già detto, ma verrà chiamato nel 21, potrà rientrare in Italia e ritornerà a Roma, a Roma dove lavorerà per alcuni anni in un ospedale dei Fate Bene Fratelli, e poi verrà inviato a Kaunas, quindi in Lituania, come legato pontificio, quindi aveva il compito di mantenere gli incarichi diplomatici con il nuovo governo della Lituania. Teniamo conto che la Lituania diventa uno Stato indipendente nel primo dopoguerra, dopo diciamo la disgregazione dell'impero russo. Prima apparteneva all'impero russo e alla fine della prima guerra mondiale si costituiranno le 3 repubbliche baltiche, e quindi Faiduti verrà inviato come legato pontificio in Lituania e non riuscirà più a tornare in Italia. I preti goriziani cercheranno più volte di intervenire a livello vaticano per far rientrare il Faiduti, che tra parentesi era stato nominato, ma era, diciamo, prima della guerra era preposito capitolare di Gorizia, quindi era anche il prete che aveva un peso notevole in Curia. E l'ultima richiesta che viene avanzata proprio dai parroci, dalla Curia di Gorizia al Vaticano, nei primi anni 30, nel 1930, 29-30, a questa richiesta, nuova richiesta che viene fatta di poter far rientrare in queste terre il loro leader, insomma, in certo qual modo, viene praticamente respinta dal Vaticano stesso. Faiduti nel frattempo si era anche ammalato, anche per questo che venne fatto quest'ultimo tentativo, e a rispondere a questi inviti sarà proprio Pacelli, che era allora cardinale, diventerà poi Pio XII, in cui ribadirà praticamente che era importante che Faiduti potesse rimanere a Kaunas, e quindi Faiduti morirà proprio nel 31, appunto perché gravemente malato. Questo è il secondo importante personaggio, l'abbiamo visto più volte, Bugatto. Bugatto era il secondo deputato della contea. Anche lui non potrà rientrare in queste terre, le nuove autorità italiane glielo impedirono, e rientrerà in Italia solamente nel 1924. Anche lui verrà chiamato a Roma, e a Roma troverà lavoro presso l'Osservatore Romano, quindi sarà uno dei redattori del giornale Vaticano, e potrà rientrare, e non potrà rientrare nemmeno a Gradisca. Lui era residente a Gradisca, e non potrà rientrare nemmeno a Zara, dove era nato. Potrà rientrare a Zara solamente nel 40, quindi poco prima dello scoppio della guerra. Da Zara dovrà sfuggire nel gennaio del 44 in seguito ai grandi bombardamenti anglo-americani che praticamente distruggono quasi al completo la città. Rientrerà a Grado proprio alla vigilia della conclusione della seconda guerra mondiale, negli ultimi mesi del 1944. Quindi ai cattolici mancheranno quindi i loro principali esponenti politici, ma anche, diciamo, coloro che avevano rappresentato un po'
il nervo dell'organizzazione. Questa è una carta che abbiamo già visto, indica la parte italiana, tutte queste bandierine che vedete che nei vari paesi dell'Isontino e della Bassa Friulana erano i luoghi, rappresentavano le sedi dei consorzi agricoli, delle cooperative, delle casse rurali, quindi in pratica non c'era paese o frazione o grande o importante frazione della contea di Gorizia che non avesse una di queste strutture agricole che avevano messo in piedi i cattolici di queste terre. Ecco, i cattolici riusciranno però, ecco, mi ero dimenticato di dire, riusciranno a dar vita ad un giornale. L'Idea del Popolo era un settimanale che uscirà per un paio di anni, prima come, questo è il primo numero, giugno del 1920, per poco meno di 2 anni come organo del Partito Popolare, ma dopo appunto con l'avvento del fascismo al potere, quindi con la fine anche cioè praticamente con la fine di ogni attività da parte dei partiti e anche quindi del Partito Popolare in queste terre, diventerà diciamo l'organo diventerà uno dei giornali della curia goriziana. E quindi, questo è Don Sturzo, abbiamo già visto, mi pare l'anno scorso, questa foto. Questo è Don Sturzo che nel 22 in un giro si trova a Grado, qui era assieme con altri esponenti, dirigenti, attivisti del Partito Popolare di Grado, era in visita quindi a Grado. Mi permette di aggiungere il fatto che il ritardo delle organizzazioni cattoliche in queste terre è sottolineato dal fatto che la prima sezione del Partito Popolare che si costituisce in queste zone, quindi a Gorizia, nella città di Gorizia, si costituisce appena il 5 ottobre del 1920, quindi a 2 anni di distanza dalla fine della guerra, a sottolineare appunto il ritardo con cui in cui si trovava il Partito Popolare, espressione del movimento cattolico di Faiduti, che invece aveva avuto negli anni precedenti un seguito popolare molto, molto, molto alto. Mi fermo un attimino per chiedervi se ci sono, se è chiaro, se ci sono dei problemi, delle richieste che volentieri a cui cercherei volentieri di rispondere. Io sono di solito una curiosità. Quando è morto Bogato e se poi una volta tornato, diciamo, dalle nostre parti, abbia fatto ancora politica? Sì, allora Bogato muore nel febbraio del 48, 24 febbraio 1948 a Grado, e diciamo nel secondo dopoguerra sarà un esponente gradese della Democrazia Cristiana. Non ricoprirà incarichi diciamo più importanti, anche perché non ricordo quando fosse nato, ma diciamo aveva già una certa età, quindi comunque rientra a Grado e prosegue come poteva appunto l'attività politica fino al giorno della morte praticamente. Quindi lui rientra alla fine del 44, muore nel 48, quindi 4 anni dopo, però diciamo si dedicherà all'attività politica anche nel secondo dopoguerra. Allora, eccolo qua, quindi
Eccolo, qui invece passiamo all'altro partito popolare che prima della guerra contava poco, perché stiamo parlando del Partito Socialista, che non aveva praticamente nessun rappresentante eletto, non solo al Parlamento di Vienna, perlomeno eletti in queste zone, aveva degli eletti a Trieste. Ma il Partito Socialista non aveva nessun deputato di queste zone al Parlamento di Vienna e non aveva nemmeno nessun rappresentante in alcun comune della contea, proprio perché mentre dal 1907 per le elezioni politiche si voterà in Austria con il sistema suffragio universale maschile, nei comuni si votava ancora con il voto per censo, quindi votavano solamente i ceti più benestanti ed erano esclusi dal diritto di voto i ceti popolari, quindi coloro a cui si rivolgeva il Partito Socialista, che come abbiamo visto aveva le proprie forze soprattutto fra i lavoratori delle fabbriche, fra gli artigiani, per cui soprattutto negli ultimi anni, dopo la costruzione del cantiere di Monfalcone, aveva un largo seguito fra gli operai del cantiere, oppure fra quei gruppi di lavoratori come i falegnami di Cormons, gli scalpellini di Sagrado, i muratori di Lucinico e di Mossa, dove il Partito Socialista otteneva molti buoni risultati anche alle elezioni politiche, perché alle elezioni politiche già in alcuni paesi, in importanti centri della contea, il Partito Socialista diventa il primo partito. A Monfalcone, a Gradisca, a Sagrado, a Cormons, quindi era in crescita. E soprattutto il Partito Socialista conoscerà una forte crescita nel primo dopoguerra. I socialisti sono infatti i primi a riprendere l'attività politica dopo la ritirata di Caporetto, quando rientrano gli austriaci. E il primo dirigente a diciamo, svolgere questa attività è quello che conosciamo già, Giuseppe Tuntal. Giuseppe Tuntal, nonostante fosse socialista, non venne internato perché prima della guerra si ammalò, si ammalò di tubercolosi, praticamente sarà una malattia che lo tormenterà un po' tutta la vita, per cui non fu internato, era guarito, diciamo, durante la guerra, e quindi sarà il primo dirigente che metterà in moto l'attività politica del Partito Socialista e si rivolgerà, questo è importante per quello che succederà poi, in modo particolare non solo ai lavoratori delle fabbriche, che comunque non c'erano ancora perché l'attività industriale non era ancora ripresa, ma si rivolgerà in modo particolare ai contadini. E quindi i socialisti cominceranno a ottenere i primi risultati politici proprio fra quel ceto popolare che erano i contadini, che prima della guerra appunto erano legati al movimento cattolico. Ebbene, il Partito Socialista è quello che riapre, questa è Gorizia, ed è il 1° maggio del 1920, è la prima manifestazione pubblica, cioè la prima manifestazione del 1° maggio, perché nel 19 non si potevano, c'era ancora il divieto di assembramento, di manifestazione, eccetera. È la prima manifestazione che ricorda appunto la festa del 1° maggio, che ricordiamo che comunque non era una festa istituzionale, per cui chi partecipava alle manifestazioni del 1° maggio si esentava dal lavoro, quindi, quindi era una prima grande, importante manifestazione di
di forza che il Partito Socialista riesce ad organizzare a Gorizia. Quindi, come dicevo, i socialisti sono i primi a riaprire le loro sedi di partito, a riaprire le case del popolo che avevano, i circoli di cultura, a rimettere in piedi le cooperative operaie, a rimettere in piedi gli uffici delle casse distrettuali. Ricordiamoci che Tunta era anche il direttore della cassa distrettuale per ammalati di Gorizia, da cui dipendevano anche tutte le altre casse ammalati che erano state aperte in varie località della contea. E i socialisti costruiscono questo a livello regionale, però, la cooperativa edilizia, una grande cooperativa di muratori che conterà nell'arco di meno di un anno oltre 5.000 lavoratori iscritti, attraverso la quale parteciperanno, diciamo, alla ricostruzione di queste terre, in quanto, come si diceva prima, c'erano numerosi appalti di ricostruzione, poi c'era bisogno di ricostruire le case, tutto quello che era andato distrutto durante la guerra. E quindi anche in questo modo i socialisti cercheranno di venire incontro a quella che era una delle principali esigenze del momento, quella di offrire lavoro a chi rientrava dai campi profughi oppure dalla prigionia. E rimettono in piedi quindi l'attività sindacale, soprattutto in cantiere, che, come abbiamo visto, sarà la prima industria che riprenderà a produrre. Cominceranno ad avviare le prime lotte sindacali all'interno dello stabilimento. Ed è interessante perché il primo sciopero che verrà proclamato in cantiere nel luglio del 19, sarà contro, per protestare contro la scelta di cui avevamo già parlato l'altra volta, dei consoli, dei proprietari dei cantieri, di assumere personale, fra virgolette, straniero, cioè di far arrivare dalle vecchie province operai e tecnici di altre regioni. E quindi il primo sciopero che verrà fatto appunto dagli operai del cantiere sarà quello contro questa decisione, questa scelta dell'azienda di discriminare il personale locale a vantaggio di quello che veniva da fuori. E questo avverrà non solo nei cantieri, ma anche diversi proprietari terrieri, quindi chiamarono, diciamo, contrattarono in Veneto diverse famiglie di contadini e le trasferirono appunto in queste terre per lavorare, offrendo loro naturalmente contratti peggiori a quelli già assai duri a cui erano sottoposti i coloni della contea. E quindi il Partito Socialista otterrà un grande seguito, avrà un grande seguito fra le masse lavoratrici da un lato, i contadini, dall'altro gli operai, in quanto sostanzialmente di fronte all'inefficienza dello Stato, di fronte alle necessità della ricostruzione, di fronte alla forte richiesta di casa, alla forte richiesta di lavoro, si presentano in questi territori come l'unica forza politica organizzata che lavora anche per il ritorno della normalità in queste terre che, non dimentichiamolo, furono per 2 anni il campo di battaglia. Infatti, l'apertura degli spazi delle cooperative operaie garantiva a tutti i cittadini la possibilità di regolare approvvigionamento dei beni di prima necessità e di farlo
a prezzi calmierati, quindi a prezzi giusti, fra virgolette. Le casse ammalati che riprendono l'attività forniscono un minimo di assistenza sanitaria ai lavoratori. Anche le cooperative agricole che vengono costituite dai socialisti offrono ai contadini un'alternativa alle vecchie cooperative cattoliche che però non vengono riaperte. Come dicevo prima, la cooperativa edilizia dà lavoro in tutta la regione a oltre 5.000 muratori idraulici e quindi contribuisce in maniera sostanziosa nell'assorbimento della numerosa manodopera che era disoccupata. E poi le attività culturali, sportive, ricreative che vengono organizzate dai circoli di cultura socialisti, dalle case del popolo, in pratica rendono più facile, diciamolo così, la ripresa quotidiana del vivere civile, insomma. Quindi i socialisti promuovono sì le lotte nelle campagne, mettono in moto il movimento sindacale, ma anche sono quelli che più visibilmente, insomma, danno una mano concreta per la ripresa della vita, della quotidianità della vita di ogni giorno. Ecco, questo l'abbiamo già visto, e questo era Giuseppe Tuntar, come abbiamo già detto, originario di Visinada d'Istria, era arrivato nel 1909 nella contea in quanto era stato nominato dalla dirigenza socialista che reggeva le casse ammalati direttore della Cassa Ammalati di Gorizia, da cui, come dicevo prima, dipendevano anche le altre casse ammalati che erano state aperte nei vari Monfalcone, a Gradisca, a Cormons, a Tolmino, quindi nelle varie località della contea. Qui è ritratto assieme alla moglie, Anastasia Dosso, che era una ragazza, una donna di Capriva, che proprio Tuntar aveva conosciuto a Visinada, dove la ragazza, perché era giovane, quando andò a Visinada, era andata a lavorare come domestica nella casa di un medico socialista della città. E anche questo è Giovanni Minuti, invece, è il protagonista della enorme crescita del movimento socialista fra i contadini. È quello che a partire dal 1919 costituisce nei paesi agricoli, nelle campagne della bassa friulana e del gradiscano cormonese e del monfalconese, le leghe rosse, le leghe contadine. Qui viene ritratto in una foto degli anni 30, lo ritrae in Uruguay, perché vedremo che anche lui, come tanti altri, con l'avvento del potere del fascismo, dovette scappare, e in Uruguay fece fortuna proprio perché lui era anche un tecnico agricolo, aveva fortunosamente era riuscito a studiare alla scuola agraria di Gorizia, e in Uruguay farà fortuna perché diventerà il direttore della più importante latteria dell'Uruguay, che produceva anche formaggio che esportava non solo all'interno del paese ma anche nei paesi contermini, anche in Europa, e quindi diventerà un personaggio estremamente importante. Scriverà anche dei libri sulla lavorazione del formaggio, diciamo, era un tecnico agricolo molto capace, insomma, che avrà effettivamente molta fortuna. E lui sarà quello che costituirà le leghe rosse nella contea. Ricordiamolo che
l'agricoltura è il settore economico che subisce danni incalcolabili, forse i danni maggiori, proprio perché per 3 anni praticamente la terra non viene lavorata, quando si riprende nel primo dopoguerra i contadini non hanno i mezzi per riprendere le produzioni, siamo di fronte alla decimazione del patrimonio bovino, e naturalmente l'agricoltura perde, forse l'avevamo anche già detto, quei vantaggi che aveva avuto negli anni precedenti, essendo una delle province più meridionali dell'impero. Quindi i prodotti agricoli di queste terre, il vino, l'olio, la frutta, trovavano facile smercio nell'impero austro-ungarico, e invece entrate nel mercato economico italiano, chiaramente questi prodotti dovevano fare la concorrenza a quelli italiani, quindi alle grandi produzioni agricole dell'Italia. E quindi i contadini che riprendono le produzioni hanno notevoli difficoltà a riprendere, proprio perché, come dicevo prima, non hanno i finanziamenti, lo Stato elargisce pochi contributi, paga poco i danni della guerra, i contadini sono privi di sementi, di scorte, e non possono contare più sul sostegno delle cooperative agricole cattoliche. E quindi la situazione dei coloni, diciamo, teniamo conto che buona parte dei contadini dell'epoca allora erano coloni, quindi non avevano grandi proprietà, e quindi avevano pochissimi campi che non bastavano per vivere, quindi dovevano andare a lavorare nei campi di chi possedeva la terra, quindi erano... I contadini dovranno far fronte nel primo dopoguerra anche al tentativo dei grandi proprietari terrieri di far pagare ai contadini stessi i costi della guerra, perché quando anche rientrano i proprietari terrieri in queste terre, molti si erano rifugiati in Austria, inviano ai contadini le disdette. Cosa significava? Che praticamente i contadini venivano disdettati dalla terra e perdevano la possibilità quindi di lavorare, tante volte anche la casa, perché talvolta il proprietario terriero metteva a disposizione anche la casa. E i proprietari terrieri chiedono ai coloni il pagamento delle quote non riscosse, le quote loro spettanti non riscosse durante il triennio bellico. Quindi chiaramente erano delle richieste eccessive, per quanto in buona parte i contadini non avevano lavorato, oppure avevano lavorato molto poco, avevano prodotto poco, e denunciano i contadini ai tribunali, per cui vengono aperte molte cause contro i contadini che non pagavano soprattutto quello che avrebbero dovuto fare per i raccolti nel triennio bellico. Quindi la situazione dell'agricoltura era difficile, ma quella dei contadini era effettivamente drammatica. E quindi i socialisti diventano coloro che sono gli unici che si pongono a difesa degli interessi di questi ceti sociali, e avviano nell'intera ex contea principesca la lotta per la conquista del patto colonico. Quindi si rivolgono ai contadini chiedendo loro di iscriversi, di aderire alle leghe rosse, che come programma avevano quella di rifiutare, infatti invitavano i contadini a rifiutare le disdette e quindi a continuare a lavorare nei campi, e invitavano i contadini a non accettare nuovi contratti agrari, proprio perché questi dovevano essere contrattati assieme, in modo che si potessero
diciamo, ottenere maggiori vantaggi. Proponevano ai braccianti agricoli, cioè i lavoratori che venivano pagati a mese, diciamo, i braccianti delle grandi aziende agricole, di scendere in lotta non solo per gli aumenti salariali, ma anche per la conquista delle 8 ore. Era una delle principali richieste che veniva fatta dai socialisti, non solo qui ovviamente, ma in tutta Italia, quindi la famosa le lotte per le 8 ore, naturalmente si parla di 8 ore per 6 giorni, quindi da lunedì al sabato, quindi le 48 ore settimanali. E quindi i contadini davanti all'organizzazione socialista che costituisce le Leghe Rosse, davanti all'invito alla lotta per conquistare un patto colonico più giusto, i contadini aderiscono compattamente alle Leghe Rosse socialiste, che, come dicevo prima, riusciranno a ottenere diciamo, il consenso di buona parte dei contadini di queste terre, anche perché teniamo sempre conto che i cattolici non riescono a mettere insieme le loro organizzazioni sindacali, quindi le loro leghe bianche. Minut appunto riesce a organizzare i contadini e dà inizio appunto alla lotta, quindi i socialisti propongono, inviano all'associazione dei proprietari terrieri, dei proprietari in genere, la loro richiesta, che è quella di sottoscrivere un patto colonico, naturalmente migliorativo rispetto ai patti colonici che esistevano nell'anteguerra, che tra parentesi non erano patti colonici scritti, non erano patti colonici che riguardavano tutti i coloni della contea, erano patti che semplicemente il singolo proprietario contrattava con il singolo contadino che doveva lavorare le terre. Quello che chiedevano e pretendevano i socialisti è che invece ci fosse un patto colonico per tutti i contadini della contea divenuta provincia di Gorizia. E quindi i socialisti sono quelli che iniziano a promuovere le lotte. Ecco, qui è ancora Minut, è ritratto sempre in Uruguay. Questa è la foto che si trova nel casellario politico centrale di Roma, perché anche per tutto, diciamo, il ventennio Minut verrà tenuto sotto controllo dalle autorità italiane, dalla polizia italiana attraverso le varie ambasciate, proprio perché era ritenuto un pericoloso antifascista, e quindi come tantissimi altri verrà tenuto sotto controllo, quindi venivano fatti i rapporti sul suo conto e quindi si sapeva dov'era, chi era e se eventualmente se avesse voluto rientrare in Italia, senz'altro nei suoi confronti era già pronto il mandato d'arresto. Ecco, qui siamo a Gradisca, siamo sempre il 1° maggio del 1920, si vedono ancora un po' le distruzioni della guerra, insomma, e questo è il comizio del 1° maggio che viene fatto, al mattino viene fatto a Gorizia, il pomeriggio viene fatto a Gradisca. E a Gradisca l'oratore ufficiale al comizio è proprio Minut. E Minut, diciamo, buona parte dei partecipanti erano agricoltori, contadini, coloni, e quindi Minut presenta ai coloni, ai contadini che erano venuti al comizio, il programma socialista e presenta la proposta di patto colonico che aveva inviato all'associazione dei proprietari.
dopo questo comizio, anzi prima, aveva già dato il via alla mobilitazione dei contadini. Il primo sciopero è quello che avviene nel marzo del 1920 ad Aquileia e riguarda i braccianti della tenuta agricola dei Ritter. Se ricordate, i Ritter erano quelli che avevano costruito il primo cotonificio a Gorizia, che che avevano messo in piedi l'attività economica, che però avevano venduto ai Brunner i loro impianti industriali e avevano acquistato dei grossi latifondi nella bassa friulana ed erano proprietari di questa grande azienda di Aquileia. E qui i braccianti sono circa 300, quelli che lavoravano per la ditta Ritter, scendono in sciopero. Lo sciopero è molto sentito, molto partecipato, dura 5 giorni, tanto che l'azienda è costretta a chiamare in aiuto un reparto di arditi che per 5 giorni dovranno badare al bestiame, perché fra le altre cose l'azienda Ritter aveva anche un grande allevamento di mucche. Questo qui è diciamo un articolo del Lavoratore della Sera, era un articolo del quotidiano socialista Il Lavoratore, che addirittura aveva 2 edizioni, quella del mattino, che era Il Lavoratore, e l'edizione del Lavoratore della Sera. E qui parla appunto di questo sciopero vittorioso, perché alla fine i proprietari, i Ritter, diciamo, devono concedere ai braccianti sia un aumento salariale, ma anche devono accettare le 8 ore. Quindi è la prima azienda in cui i socialisti riescono a ottenere il diritto di lavorare solo 8 ore al giorno. Ecco, la seconda grande manifestazione che viene organizzata dai socialisti è questa: conflitto fra agricoltori e forza pubblica terzo. Siamo a Terzo d'Aquileia, quindi lì vicino, alla fine di maggio, il 30-31 maggio. Che cosa è successo? Come vi dicevo prima, i contadini venivano citati in tribunale perché non pagavano le quote dovute per il triennio bellico. E come avevano detto i socialisti, non si dovevano pagare queste parti, e quindi i contadini venivano denunciati in tribunale. Il tribunale decretava in genere il sequestro dei loro beni. Quindi siccome il tribunale doveva sequestrare a casa di questo l'agricoltore d'Onda, come vedete sottoscritto qua, era un contadino appunto che non aveva pagato quello che i proprietari pretendevano, e il tribunale aveva confiscato il fieno di questo agricoltore. Quindi quando erano arrivati i carabinieri per il sequestro, era stata organizzata una grande manifestazione di contadini che avevano occupato l'AIA, e c'era appunto anche Minut. E naturalmente di fronte a questa grande manifestazione di contadini, Minut viene arrestato e portato in carcere a Cervignano. E attorno a questa popolare figura di sindacalista socialista si coagula una grande protesta, e quindi c'è addirittura i contadini vogliono andare a Cervignano, prendere d'assalto le carceri e liberare il loro dirigente, tanto che si radunano in centinaia,
marciano su Cervignano, ma vengono all'ultimo momento riescono ad essere fermati dai dirigenti della Camera del Lavoro di Monfalcone, che attraverso diciamo anche i deputati socialisti italiani riescono a far intervenire le autorità, il governatore civile Mosconi, e Minut viene scarcerato. Infatti c'è anche l'articolo qui sotto, il compagno Minut scarcerato. Quindi questa grande manifestazione produce la liberazione di Minut, ma non solo, perché Mosconi, quindi il governatore civile, obbliga i rappresentanti dei proprietari terrieri a discutere con i socialisti del patto colonico. E quindi dopo questa, per un paio di mesi le due parti si incontrano, fino a che il 21 agosto del 20 viene siglato fra le organizzazioni socialiste e le organizzazioni dei proprietari questo patto colonico. E infatti il giornale socialista esce con questo titolo: La grande vittoria dei lavoratori della terra del Friuli. Fu una grande vittoria perché va detto che innanzitutto i proprietari terrieri accettarono di ritirare le disdette, quindi i contadini avevano la garanzia di poter continuare a lavorare la terra. Il patto colonico fissava in 6 anni la durata del contratto. Quindi mentre anche prima della guerra il contratto durava un anno, come avevamo già detto, l'11 novembre era un giorno drammatico, perché in quel giorno lì il proprietario poteva disdettare il contadino dalla terra, quindi quello si trovava senza la terra. Quindi il fatto di poter contare su un lavoro di 6 anni era indubbiamente una grande conquista, anche perché il contadino poteva in questi anni anche migliorare il terreno, quindi non so, irrigarlo, e per questi lavori in più che il contadino faceva, il patto colonico appunto prevedeva che anche il proprietario avrebbe dovuto partecipare a queste spese per la miglioria dei terreni. Inoltre il patto colonico vietava, come era costume in precedenza, il lavoro gratuito, le famose corvée di medievale memoria. Quindi il contadino prima della guerra era in un certo qual modo obbligato a fornire gratuitamente tante ore di lavoro che veniva fissate dal proprietario per fare lavori, non so, pulire un terreno, costruire, aggiustare una strada interpoderale, eccetera. E anche la fine delle regalie, diciamo l'abitudine di regalare al proprietario il pollo migliore, oppure la gallina migliore, o il salame, cioè era abbastanza diffusa. Quindi vengono diciamo, abolite anche queste regalie. Naturalmente vengono stabiliti nuovi contratti d'affitto, quindi vengono fissati dei criteri che valevano per tutti, non solamente per il singolo contadino. Quindi tutti i proprietari terrieri dovevano, tutti i proprietari, non solo i grandi proprietari, ma anche quelli più piccoli, dovevano adeguarsi a queste nuove norme. Non potevano cioè avere dei contratti particolari come i singoli agricoltori. E importante era che i proprietari riconoscevano gli uffici di collocamento socialisti come quelli a cui rivolgersi per dare le colonie o le affittanze. Questo per evitare appunto quello che era già cominciato ad avvenire, che arrivassero in queste terre, e soprattutto dal Veneto arrivarono diverse famiglie contadine che erano disposte a diciamo, lavorare con contratti peggiori rispetto a quelli in vigore. E poi un altro dato importante era che
tutte le vertenze che si potevano aprire fra il colono e il proprietario venivano demandate a una commissione chiamata commissione arbitrale, che era formata da 2 rappresentanti dei contadini e 2 rappresentanti dei proprietari, e da un presidente che veniva scelto di comune accordo fra le parti, quindi diciamo una commissione che era abbastanza rappresentativa di entrambe le parti, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, quando queste commissioni erano formate da un giudice, il quale giudice nominava un rappresentante dei contadini e un rappresentante dei proprietari, e per nominare questi rappresentanti in genere si rivolgeva ai commissari prefettizi, ai podestà, i quali davano indicazioni che indubbiamente molto spesso si verificavano molto lesive degli interessi dei contadini, in quanto queste commissioni in genere davano ragione sempre al proprietario. Quindi quello che avviene sarà diciamo un contratto colonico molto importante, anche se vedremo in seguito che non verrà rispettato dai proprietari, che si usciranno dalla loro organizzazione sindacale, quindi non si sentiranno obbligati a rispettare i patti sottoscritti dalla loro associazione, e quindi vedremo poi dopo anche con diciamo con l'avvento del movimento fascista che in pratica di fatto questi patti colonici avranno una brevissima durata e verranno disattesi dai proprietari terrieri. Io sono andato come sempre molto oltre ai tempi prefissati, e quindi mi fermo qui e do a voi la parola, sperando di essere stato abbastanza chiaro. A voi. È stato molto chiaro come sempre. Io sono Carlo, quello dell'altra volta. Siccome l'altra volta ho risposto alla domanda sull'italianità di queste terre del Presidente, che a parte qualche scettico, ma qualcuno mi ha detto che ovviamente sono sognate. Mi sentite? Molto, se c'è qualcuno che ha il... Sì. Qualcuno mi ha detto dove me le sono sognate. Allora io non sono come il professor Patat, che è bravissimo, lui ti mostra il documento e poi per un'ora lui ti parla sopra, è capace di... ha una cultura diversa dalla mia, lui è al 10, su 1 a 10, io sono 0,1. Però io prendo, anche io delle cose che so, prendo i spunti. Allora volevo parlare dell'eternità di queste terre da quando è arrivata l'Austria. Allora ci sono dei documenti fra il 1400, alla fine del 400 e i primi del 500, Massimiliano I, quello santificato a Cormons, ha scritto un documento con il quale confermava tutte le benemerenze del conte di Gorizia, in cui si diceva che il commercio deve essere giusto, che non si può imbrogliare, quindi al 1500, ed è scritta in italiano, non in friulano, in cinese, ma è scritta in italiano, e ce l'ha il professor Ponzera. Nel 600, quindi nel secolo successivo, a Gorizia c'è un grandissimo processo per un fatto di sangue, e dalla corte imperiale scrivono al giudice di Gorizia di tenere un occhio di riguardo ovviamente nel processo, e dietro il documento che ce l'ha o il professor Feresin o il professor Cavazza, non mi ricordo, ma più probabile il professor Feresin, c'è la traduzione in italiano perché il giudice di Gorizia non sapeva il tedesco. Nel 700 l'ultimo ambasciatore austriaco presso Venezia, un delatore che non so bene se era di Romans o di Gradisca, l'ultimo ambasciatore austriaco presso Venezia, non andava mai, non lo chiamavano mai a Vienna perché non sapeva il tedesco, parlava solo italiano, non solo non sapeva il tedesco, aveva anche poca simpatia per i tedeschi. Alla fine dell'Ottocento e prima del Novecento c'erano già le ferrovie, un giornalista, scrittore inglese,
ha fatto un giro, è andato a Venezia, Udine, Gorizia e Trieste. Ha detto dal punto di vista linguistico non ci sono differenze, sembra un unico paese, cioè italiano. Devo dire che Gorizia è più benestante, più ordinata di Udine e che Trieste è di gran lunga più benestante di Venezia e che in Trieste si sentono canti in tutte le osterie, quindi gente molto più allegra. Ma nel dire questo prima dice che negli uffici, nelle scuole, nel lavoro si parla italiano. Nel Novecento, nei 400 anni d'Austria, Francesco Giuseppe viene a Gorizia a festeggiare i 400 anni della contea in Austria. E con gli italiani parla italiano, con gli altri in tedesco. Sembra che qualcuno abbia, questa non è scritta sullo stesso documento, che qualcuno alla richiesta se era italiano e qualcuno aveva risposto sono friulano, quindi l'imperatore anziché parlare italiano ha parlato tedesco e quindi questo non ha capito del niente. Due chicche, sparo di altre due città, una è Trieste, e a Trieste non c'erano scuole tedesche, perché i tedeschi dicevano qui a noi per stare qua e per lavorare abbiamo bisogno dell'italiano e quindi hanno usufruito di scuole italiane tranne il ginnasio che era in tedesco. A Fiume, un famoso produttore di pane, loro chiamavano panettiere, ma era quello che produceva il pane a chi costruiva le ferrovie. Questo si è riportato questo discorso perché quest'uomo ha avuto 7 figli nati in 7 nazioni diverse. Per lui si spostava man mano che procedevano ferrovie, e quindi c'era l'austriaco, il boemo, il moravo, l'ungherese, insomma. Alla fine della carriera sono finite a Fiume e lui scrive precisamente queste cose. Aveva 7 figli, probabilmente tutti maschi. Arrivati a Fiume, nel giro di pochi mesi i figli impararono l'italiano, quindi per scontato che la lingua fosse italiana, e che la città in cui in assoluto tutte quelle che hanno visto, perché hanno fatto il giro del piccolo impero, dove noi ci siamo ambientati e siamo stati accettati in maniera migliore. Quindi questo era quando c'era l'Austria. Poi all'improvviso, 20 anni dopo che è arrivata l'Italia, pochi anni dopo che è arrivata l'Italia, non eravamo più italiani. Dico queste cose per un semplice motivo, perché qui da noi c'è un fatto. Se uno parla bene degli italiani è italiano fascista, se uno parla bene dei slavi è slavo comunista. Questa è storia, ci sono documenti, e se sono le persone che voi conoscete potete chiederli. Scusatemi, ma ero rimasto male quando qualcuno mi ha detto dove me sono sognate. Ma sì, dunque, non è che voglio dare una risposta, ma anch'io mi sono fatto l'idea che, diciamo, a parte in queste terre, l'impero austro-ungarico, diciamo, cioè queste terre appartenevano all'impero austro-ungarico da circa 500 anni. Massimiliano I, noi abbiamo a Cormoso, lo Stato in piazza, era imperatore proprio appunto in quegli anni. Il documento in italiano. Sì, ma c'è effettivamente da dire che durante il periodo imperiale dell'impero, in realtà, anche se l'impero sfruttava, diciamo, un popolo contro l'altro, perché no, era il divide et impera, no? Lo conosciamo, però bisogna anche riconoscere che in queste terre e in tutte le terre dell'impero a ogni nazionalità venivano garantiti diritti, tutti quanti diritti, insomma, no? Cosa che non avverrà con l'avvento del fascismo in queste terre, quando i diritti verranno per gli slavi, con gli sloveni e croati di queste nostre terre, verranno completamente negati. Noi magari abbiamo studiato nei vecchi libri di storia che l'impero austro-ungarico opprimeva le varie nazionalità, però effettivamente c'è da dire che come abbiamo potuto notare in queste terre non era così, proprio perché ciascun popolo aveva le proprie scuole, poteva usare la propria lingua, eccetera. Anche in
molti documenti, anche se si va a vedere per esempio il registro del cimitero di Cormons, si vede che vengono riportati le informazioni trilingui, italiano, sloveno e tedesco. Tedesco come lingua ufficiale, le altre due come lingue locali che venivano parlate sul territorio. Quindi questo dava l'idea che effettivamente nell'impero venivano garantite le libertà maggiori ai vari popoli. Per sempre così raccontare un episodio, abbiamo parlato prima di Giovanni Minut. Giovanni Minut viene arrestato nel corso in un altro comizio, durante un altro a Dolegna, vicino proprio alla casa natale di Pietro Zurutti. Viene arrestato da un maresciallo dei carabinieri, da una pattuglia di carabinieri, con l'accusa di incitare i contadini, stava facendo un comizio, con l'accusa di incitare i contadini alla rivolta contro l'Italia. E diceva che per questo rapporto diceva che per non farsi capire parlava in tedesco. Minut invece faceva i comizi in friulano, perché i contadini locali ovviamente conoscevano il friulano, parlavano in friulano, e quindi questo maresciallo dei carabinieri, questa pattuglia dei carabinieri che accusa Minut di parlare in tedesco mentre parlava in friulano, che cosa sottolinea? Sottolinea che alla fin fine coloro che arrivarono in queste terre non conoscevano la realtà locale, quindi cioè chi, infatti vedremo che tutto quanto l'apparato amministrativo delle forze dell'ordine eccetera verrà, chiamiamo così, importato dalle vecchie province, che quindi tutte queste persone man mano che non conoscevano la realtà locale, tanto che non sapevano distinguere il dialetto, la lingua friulana, ma attenzione, la lingua friulana dalla lingua tedesca. Quindi per dire che effettivamente, soprattutto da questo punto di vista, c'era una maggiore sensibilità durante il periodo austro-ungarico di quanto non lo fu nei primi anni del dopoguerra, in modo particolare durante il ventennio. Sì, ma la cosa che dicevo io, il giornalista inglese, lui dice nelle scuole, negli uffici, nelle fabbriche, in osteria si parla italiano, e quando parla dei canti che si sentono dalle osterie triestine sono canti italiani. Stiamo parlando alla fine dell'Ottocento. Ha poco a che vedere con quel che è successo dopo. Il fascismo, io ho già detto, lui era maciulato, per lui eravamo slavi, ma ancora oggi è così, non creda. Basta andare in provincia di Udine, di là stesso, ma se invece di parlare in friulano parli in bisiaco, Roberto VI, sclavo, comuniste e bisiac, ma per loro bisiac vuol dire delinquente, perché secondo qualcuno dicono che a Monfalcone, in bisiaccheria, i veneziani portavano i galeotti, e invece non è vero. A un certo momento c'erano tali crisi a Monfalcone, anche questo, cioè il libretto me lo porterò un giorno, dal 600-650 cronache comunali di Monfalcone. Era una tragedia, Monfalcone era un enclave, no? A Vieno c'erano già i goriziani, a Sagrado c'erano i goriziani, l'Austria quindi, e nel frattempo a Gorizia hanno aperto una scuola convitto dove davano un piatto di minestra e un piccolo istruzione ai ragazzi dai 14 anni in su, quindi dai 14, 15, 16 anni, quelli che potevano aiutare a casa. Quindi gli altri uomini erano in guerra, perché Venezia in quel periodo aveva gli scocchi, aveva un mucchio di cose, e quindi hanno fatto una petizione, i monfalconesi hanno scritto che ci mandi magari i galeotti, è scritto quello italiano veneziano, basta che sia uomini, perché non c'erano uomini, e quindi quella è passata, che a Bisiacca invece i galeotti in Bisiaccheria non sono mai arrivati, no? C'era questa situazione particolare, ma poi si propagano. Quindi io che stravedevo, perché di là delle Laghe, quando sono andato a lavorare con Ars, di dove sei? Di Monfalcone. Ah, Bisiacca. Per anni, no? Non capivo cosa c'era da ridere, da ironizzare. Poi mi hanno spiegato che per loro Bisiacca vuol dire delinquente. Quindi stiamo attenti, no? Quando confondiamo le cose. Poi noi facciamo cadere tutto.
il fascismo è venuto qua, ha abolito la provincia di Gorizia, ci ha maciulato, ci ha cambiato i nomi, anche i nomi italiani, perché il PIN è diventato Pini, Bianchini è diventato Bianchini, capisci? Bisentini, che è un'umiliazione per noi, perché se vede alla fine in provincia di Gorizia gran parte abbiamo mantenuto i cognomi. Mia madre si chiama Lovricic col PH, io sono andato alla ricerca, è sempre stato così, non è che è stato italianizzato, perché in austriaco si legge Lovricic, in italiano si legge Lovricic, e noi diciamo Cic, e in sloveno non si può leggere, perché CH è impronunciabile, no? Loro dicono Z, la C e H la H, quindi Z non si può pronunciare, quindi era ovviamente austriacato, però abbiamo documenti del 1700 di Ciapilo e si sono scritti col CH. Quindi voglio dire, è una cosa che è successa dopo, che continua, perché non è mica cambiato, sa? Ripeto, quando lei va di là e le dicono che è schiavo comunista, quella roba lì, perché per loro, ma questo siamo per loro, no, non te temi. Le cose cambieranno, insomma, no? Se c'è ancora come noi siamo abituati a così, in tono molto ironico, quando arriva uno di Manzano o io dico, tu sei italiano, no? Cioè come per dire sei te, e quindi ma ci offendono, è una presa in giro, ma anche una, no? Ma anche queste cose oramai stanno diventando un po' quindi io penso che le cose siano profondamente cambiate. Ho riconosciuto che in queste terre l'amministrazione asburgica ha avuto dei notevoli vantaggi, ha fatto delle buone cose, come un po' tutte le cose, quindi dobbiamo ragionare senza essere a favore o contro. Io non sono a favore o contro, però tutti i documenti che ho io, le locandine dei teatri, sono tutti in italiano. Appartenevamo all'impero austro-ungarico, però erano territori abitati da popolazione italiana, quindi voglio dire, anche la promiscuità che poteva esserci da parte, qualcosa di tedesco, qualcosa di quella, no, niente. Cioè, tutta la parte culturale era lì, è fatta in italiano, è come se i tedeschi, parliamo di tedeschi ma anche degli sloveni, non esistessero. Anche, diciamo in fondo, però il governo austro-ungarico vietò sempre l'apertura di una università in lingua italiana. È vero parzialmente. Perché infatti l'Università Popolare Trieste è stata aperta a tempo dell'Austria. Sì, però diciamo che le università, se volevano, gli studenti che volevano proseguire gli studi all'università dovevano andare a Graz o a Vienna. Ecco, diciamo, comunque erano altri, insomma, accanto a cose pregevoli, ovviamente non tutte erano pregevoli, ecco, però insomma dobbiamo inquadrare questi fatti storicamente senza... Voglio solo dire che non è un sogno che qui eravamo considerati italiani, perché da quando è arrivata l'Austria, quindi con Massimiliano I, da allora in poi noi abbiamo documenti da tedeschi scritti o tradotti in italiano, perché noi questo eravamo considerati e questo... Boh, basta, che se no non finiamo più, sono quasi le 6:30. È interessante, sempre quando si discute è sempre una cosa buona. No, ma è perché noi, la nostra gente, soprattutto quelli gli autoctoni, mentre gli altri si fanno delle domande, come ha fatto il presidente, che adesso non lo vedo, e giustamente lui ha detto, ma come? E poi dicevano, è vero che poi c'era l'effetto propaganda, però in realtà eravamo italiani. Poi abbiamo cambiato idea, gli italiani ci hanno tradito, ci hanno aggredito, ci hanno bombardato, ci hanno fatto un anno di guerra, poi siamo arrivati con loro e ci hanno maciulato ancora avanti, perché noi eravamo comunque gli ultimi a essere, come dire, aiutati, e quindi poi abbiamo cambiato idea, insomma. Bene, c'è qualcun altro che deve dire qualcosa? Senza problemi? Volevo un mio amico Cesare Spessore. Non mi pronuncio, ho fatto din don. No, ma io non ero mica in polemica con te, No, non era polemica, era che pensavi... No, e non ho detto che non hai capito niente. No, se noi eravamo italiani più ordinati degli italiani. Gli italiani degli italiani. Lo vediamo anche oggi questo, no? Anche linguisticamente parlavamo italiano meglio noi di quanto non parlassimo. Probabilmente sì, allora siamo italiani
sicuramente. Come ha detto il professore, culturalmente siamo italiani. Certo, ma probabilmente dopo tanti anni di altre amministrazioni che abbiamo avuto qua, avevamo una testa diversa, secondo me. No, il discorso ascolto come non era l'unico che quella profondità, scusa, di ragionamento, e non ho neanche approfondito più che tanto queste cose qua. Ho degli spot in testa, no? Mia nonna che diceva che la sua amica si è sposata in Italia. Sì, l'ha appena detto. La sua amica, no? Mi ricordo. Arrivederci, buonasera. Sì, ancora questo, vuol dire che è facile cambiare. Allora, Cervignano è 97 anni in provincia di Udine. Sì. Però lui vota, si comporta, se tu vai in giro per Cervignano trovi molta più gente in certi posti, uffici, che parla in dialetto, chiamiamolo besiaco, per capirsi, anziché in friulano, e politicamente sono come gli isontini, perché gli isontini siamo tutti uguali, è una balla quella, perché noi, quando è caduta la democrazia, una volta eravamo democristiani anche per forza, qualche volta, no? Perché gli istriani, quella gente lì erano democristiani per forza, ma noi siamo sempre stati, come ha detto il professore, i socialisti, quando noi siamo venuti dall'Istria, non sono venuti dalla Luna, quindi era gente nostra, che era la nostra regione, che era... E dopo le prime elezioni noi abbiamo votato a sinistra, caduta la democrazia cristiana, la parte giuliana, per capirci, l'ex austriaca, siamo tutti, escluso Vilesse, perché Vilesse è 30 anni indietro, no? Vilesse è sempre stato di sinistra, quando tutta la provincia diventa di sinistra, Vilesse diventa di destra, 30 anni indietro. No? Lì siamo d'accordo. Poi quelli di sinistra sono comportati come sono comportati, no, adesso siamo stati ultimi tempi, avevano cominciato a perdere Gorizia, poi anche Trieste, poi anche... Quindi vuol dire che la storia qualcosa ci insegna. Che uno di Cervignano, io avevo gente di dire Fincentini, quei posti lì, quando Davide lavoravo con ASI, mi dicevano, ecco, un giorno le donne hanno fatto arrabbiare, avevo 40 passadone, e mi fa non si lamenti, che non sono femminis, ma sono anche italiani. Quindi è già una disgrazia il fatto che sono donne, ma poi anche italiani. Ed era di Villa Vicentina, perché la gran parte della gente non sa che Villa Vicentina. Boh, scusatemi, avevo un po' divagato, spero di aver divertito. Grazie. Vari eventuali. Alla prossima. Alla prossima. Siamo con i virus adesso. Ciao. Buonasera a tutti.